Allora, no, appunto dicevamo che vabbè, si spera sempre di non tornare troppo indietro ad abitudini che c'erano necessariamente una volta negli anni 70, perché così era. Caro Taurino, gli italiani sono un popolo strano, ci lamentiamo a parole ma non facciamo niente con fatti, vedi in Francia come stanno attenti. Questa è un po' una cosa, in Francia reagiscono molto effettivamente, c'è molta reattività per qualsiasi provvedimento, molta attenzione. Bisogna dire che nel nord Europa in ogni caso anche le stesse associazioni di consumatori hanno un potere condizionante bello forte, no? Hanno più potere. Ecco, Elena mi ha trafitto con ma lo spadone, sì, ma con la Ghirlindana. Ma no, hai ragione, avete ragione, caro amico telespettatore. Io anni fa, 6-7 anni fa, in quel di Roma, conobbi un francese che era un presidente anche lui di un'associazione consumatori a Nantes, mi sembra. Ci sono stato a mezza giornata con lui e mi ha spiegato cosa facevano loro, come si comportavano e se effettivamente riuscivano a ottenere, diciamo, no, il confronto con lo Stato. Ci sono rimasto sconvolto. Effettivamente lei ha ragione. Cioè, in Francia, ma dico nei paesi nordici più che altro, Svezia, Finlandia, io non ho avuto quella fortuna di viaggiare per andare a vedere di persona. Però quando si fanno i progetti europei mi accorgo che i francesi, i tedeschi anche molto, ma svedesi e finlandesi, no, mettono in campo delle progettualità che noi in Italia ci sogneremo. Oggi come oggi io dico ADOC Veneto o ADOC nazionale, ma ce li sogniamo? Ma sono anche, non dico che fanno lobby, ma hanno un peso anche, vengono ascoltati. Poi dopo vogliamo dire che noi italiani siamo il popolo che ruggisce, ma poi dopo... Vabbè, per quanto riguarda invece effettivamente, mi ha colpito anche lei, come la Elena mi avete colpito, e avete ragione, cioè nei paesi nordici e anche fuori dell'Italia le associazioni consumatori hanno un peso specifico, non solo nel confronto, ma anche sono molto conosciute, per esempio. Molto anche utilizzate. Noi facciamo trasmissioni, veniamo, pubblicità e facciamo tante iniziative, eccetera, ma chi ci conosce? Cioè, adesso in questi ultimi 4-5 anni forse qualcosa si è mossa, ma abbiamo sempre quel vulnus che è quello classico, no? Del ti ho visto ma non so chi sei, cioè, ti vedo ma non so chi sei. Noi le dico che in questo momento forse dovremmo cercare anche di orientarci di più. Prima ci siamo orientati molto verso la difesa, no? Veniva quello che aveva saputo che io potevo aiutarlo nella conciliazione con la telefonia, eccetera. Oggi la nostra mission, e lo dico già da 2 o 3 anni e lo stiamo facendo, almeno nel Veneto, Elena ne può essere testimone, quanto tempo spendiamo per poterci proporre alla gente, per cui una volta che magari poi dopo facciamo massa critica, io sono convinto che qualcosa succede. È chiaro che se non hai proprio quella capacità di portarti all'esterno, non chiuderti nella tua stanzetta e aspettare che venga il vecchiotto che ti dice mega frega, questa è la classica frase che sento da anni ormai, mega frega, allora forse in quel momento riusciremo ad avere anche una risposta come associazioni. Comunque in Europa sono più forti e questa Elena me lo ricorda ogni 5-6 trasmissioni, dice ma nei paesi ma me leggendo le riviste internazionali brava Elena, dovresti aprire una campagna sugli aumenti ingiustificati, basta farsi prendere in giro, dovremmo fermare tutte le spese superflue e vivere di essenziale, vedrete poi che qualcosa cambia. Ma quando ci avevano detto
non consumate a parte per la propria bolletta, incolumità individuale, consumate meno gas, meno riscaldamento, utilizzate meno, effettivamente c'è stata una minor domanda e la minor domanda fa sì che i prezzi in qualche modo vengono calmierati, per cui sono anche le scelte, il mercato lo fa il cittadino, noi cittadini abbiamo un potere straordinario in massa, non singolarmente, per cui dovrebbe essere una cosa condivisa. Voi avete un potere straordinario di poter anche farvi portavoci di masse, bisognerebbe in qualche modo far ingranare questi meccanismi. Siamo in chiusura, la battuta di chiusura. A suggello del brava Elena, se sono qua, lei ha ragione, caro spettatore, no, brava Elena che ci chiama e chiaramente mette il dito sempre nella piaga, ma è giusto. Adesso oggi avevamo deciso di parlare di questi aumenti ingiustificati. Qual è diciamo, la chiusa che posso fare degli aumenti ingiustificati? Elena, lei ha parlato, caro spettatore, ha parlato delle abitudini. Nel campo alimentare è difficile poi dopo recedere da certe abitudini precostituite. Stavamo parlando delle famiglie, io come faccio a togliere le briochine a mio figlio? Faccio fatica, ma tornare a vivere dell'essenziale, io non voglio che si torni all'epoca mia dove non esisteva niente, va bene? Boh, io vorrei che i giovani prendessero consapevolezza, no? Che andando avanti di questo passo saranno sempre di più gestiti loro da qualcun altro che sta nel retroscena e che non dà la possibilità di scegliere. Cari amici giovani, avete la possibilità con i vostri comportamenti. Io per carità l'ambientalismo lo condivido eccetera, ma con i vostri comportamenti di ogni giorno di essere di esempio nella vostra famiglia e poi dopo venite da me e dite caro presidente Mao che vuoi fare la predica. Io non sono un santone, non voglio fare le prediche. Siate come lo siamo stati noi che quando eravamo piccoli non avevamo niente ed eravamo fortunati perché non potevamo scegliere, perché non c'era molto da scegliere. Adesso che avete molto da scegliere, fate le vostre scelte, occhio sempre a quello che vi propongono, perché secondo me dovete diventare protagonisti. Lavorerò fino alla pensione per dire a tutti quanti, i giovani e anche quelli meno giovani e anche i genitori della mia fascia sociale ed età, di dire siate protagonisti. Elena ha detto tranquillamente, ha detto le nostre scelte poi dopo fanno massa critica. Se ascoltiamo anche Elena, non starmi a invitare 100 volte per gli alimentari, perché l'energia già ci ha distrutto l'energia. Per cui... No, avevamo tanti temi da trattare oltre a questo, ma non abbiamo fatto in tempo a toccarli, ma questa era una delle cose importanti per ricordare appunto che ci sono sempre le associazioni che lavorano per noi, quindi rivolgetevi e buon lavoro naturalmente Sergio Taurino, grazie di essere stato qui con noi, a voi cari telespettatori, grazie di aver partecipato, buon proseguimento, a presto.